La Giunta regionale ha dato il via libera al rendiconto 2021 che sbloccherà finalmente le tanto attese assunzioni del personale, circa 800 persone che hanno già vinto il concorso nella pubblica amministrazione. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale dovrà passare adesso al vaglio del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti per il visto. Ultimo passaggio, quello più delicato, il passaggio in aula dove maggioranza e opposizione si scontreranno sulle criticità emerse e sollevate. L'assessore alle finanze Falcone ha rilanciato 3 dati sul rendiconto. L'indebitamento rispetto al 2020 passa da 6,8 a 6,1 miliardi, mentre al contrario aumentano i pagamenti effettuati da 18 milioni nel 2020 a 23,5 nel 2021. Ciò significa più liquidità e più risorse immesse nell'economia siciliana. Infine aumenta anche la cassa corrente, sono risultati su cui il governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo. Stiamo mandando avanti, dichiara il presidente Schifani, un'azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della regione, grazie alla quale potremo essere reattivi rispetto alle esigenze sociali ed economiche della Sicilia. Tutto questo inciderà notevolmente sul potenziamento della macchina amministrativa e lo sblocco delle nuove assunzioni e la prospettiva di nuovi finanziamenti.